Al via la seconda corsa dall'Arcoveggio, il confronto più affollato del pomeriggio, sono 12 cavalli, categoria G, riservata ai gentleman, 1 Balalaika Matto, 2 Birgit, 3 Zoello, 4 Zar Parlante, 5 Cimabue Jet, 6 Zenux B. Seconda linea 7 Special Matto, 8 Vania del Ronco, 9 Centauro Pel, 10 Alprav, 11 Zairon, 12 Allegro La Sol. I favori in chiusura per Balalaika Matto, numero 1 Aldo Mignano in sediolo. Macchina che accelera, c'è l'errore di Allegro La Sol mentre lottano Balalaika Matto e Zoello, con Balalaika che va subito a condurre. Più indietro c'è Birgit. Numero Zoello 12 è Allegro La Sol, prova a parcheggiare in seconda squalificato. posizione e lo fa dopo 150 metri. La squalifica invece per Allegro La Sol. Numero in terza posizione 4 Zar Birgit, Parlante, in quarta c'è Special squalificato. Matto, via via gli altri, con la risalita esterna da parte di Olprav. Tanto completati i primi 300 metri di gara con sempre leader Balalaika Matto nei confronti di Zoello e Birgit, quarta posizione per Special Matto, all'esterno invece continua la progressione di Olprav, al largo anche Vania del Ronco, tanto Olprav si è portato a ridosso di Balalaika Matto quando i cavalli sono a metà della piegata e si apprestano a ultimarla con i 600 che se ne vanno in 47,2. Fin qui tutto molto tranquillo per Balalaika Matto, che continua a guidare a ritmo molto blando. In seconda pariglia c'è Vania del Ronco che si trascina Zairon, poi anche Centauro Pel per corsie esterne. Non cambia invece il treno interno con Zoello e Birgit che precedono Special Matto. 800 di tutto comodo e chilometro che se ne va nell'ordine dell'1:18,9. Sempre leader Balalaika Matto che non ha ancora accelerato. In schiena c'è Zoello, poi Birgit, all'esterno cerca di venire via Zairon, in terza ruota rimane comunque lì a contatto Olprav a 400 dalla conclusione. Seconda posizione per Zoello, poi Zairon che progredisce. Completamento della curva finale con in vantaggio Balalaika Matto, si impegna Zairon, all'interno c'è Zoello. Ultimi 100 di gara con Balalaika Matto ora in piena accelerazione. Balalaika Matto nel finale si allunga e vince. Secondo posto per Zoello, al terzo finisce Zairon precedendo a distanza il resto del gruppo. 1:16,7 con bella lungo finale, 29,6 a chiudere per Balalaika Matto che conferma l'ultima buona prestazione. Oggi vince in percorso d'avanguardia Balalaika Matto e Aldo Mignano per conto di Massimo Trevellin della scuderia Evergreen. Andiamo a rivedere le battute finali. Vittoria netta per Balalaika Matto che una volta in testa ha fatto valere la posizione e il secondo posto per l'appostato Zoello che precede Zairon.